Teatro Invisibile di Max Deliso. Rubriche di cine e televisione. Un saluto ascoltadoris e ascoltadors di Radio Onde Furlane, ben chiatazza, che è la ultima puntata di stagione dal Teatro Invisibile di Max Deliso, che siccome è le ultime hai scominciate con tutte musiche straordinarie di Ryuichi Sakamoto dal film Furio. Mandi Max, ben chiatazza. Mandi Max, mandi Paoli, mandi a tutti. Sono un po' emozionato perché l'ultima puntata è sempre l'ultima puntata. Ovviamente è un ticchino di malinconia, ma per il ben insomma di anche ma io mi visi Furio che fra l'altro come mi pensi all'era anche David Bowie che faceva una parte assolutamente c'è bel film famoso è Happy Birthday Mr. Lawrence. Furio è un film di Nagisa Oshima, registrone meravigliosi di Ryuichi, che non solamente mondi di lui Sakamoto, che è un grandissimo compositore, che a lei parlò nel film russo, no? Che unisce questi tre film, perché Sakamoto è giapponese, perché tanti anni che il film che dirige straordinari, film intimi, tour, con David Bowie e Tom Conti, girato a Java, insomma un film importante che ha fatto un grandissimo successo, tratto di un romanzo importante di Lawrence van der Post, mamma buona, non c'è un video, vabbè, il che non ci interessa, però Paris Film Festival, Sakamoto e Furio. Sakamoto all'estate una volta, a proposito di Paris Film Festival, all'estate fa un concerto in una delle prime stagioni dal Teatro Nuovo Juan di Udine, è stato un concerto bellissimo che ho veduto. Musica più ambient, il versante più ambient electronic di Sakamoto. Comunque, gran musicista e grandissimi discs. Ha fatto manco un bel numero di capolavori in tale sua discografia. Sapevi che di piaceva. Ma Nina Bombe, anzi, dopo aver parlato di questi film, vi ricordate film importanti, che magari a qualche giorno mi vengono, non so, di Stariallo, di Stramallo, a fare venire al Film Festival. Noi altri si involta appunto nei giornalieri, aggiornamenti, no? Sì. Dal Paris Film Festival e viene preservato di un film che si chiama Made with Grappa Remedies. All'inizio, prima di averlo visto ovviamente, in una maniere quasi ironiche, anche se le proprie gnappe, cioè non è che Alessa che hanno tradotto, ma no, proprio lì, di sgnappe. E queste robe le parlò un motivo, insomma, di van, come che vi dite. Ma volevo anche dire una roba importante. Il film è tra l'altro di una regista femmina, si chiama Akikoku,
in un film che magari, a me mi è piaciuto tanto perché è un film malinconico, è un film che si ambientazione, ricorda in qualche maniera anche il piccolo mondo di Amélie Poulain in francese, no? E non anche anche portati in fedelà di questo film. Sì. È un film complesso in realtà. Ma allora è un film con una ande europeane, francese? Sì. Sì, come che avevi detto anche un po', avevi anticipato. Al parte a ingannarsi, diciamo un po' in qualche maniera il manifesto, no? E queste frutte che la si apre, ma in realtà il film è veramente bello. È la storia di queste femmine che hanno fatto un diario, straordinario, hanno fatto un diario, no? Che dice, io nessuno ha di lei che il diario canna, anche io. E in questo diario conta le storie della sua vita, una vita anche stravagante, se si vuol dire così, una vita di una femmina di mia età, ecco, ma con la sua depressione, soprattutto per la di Cristo. È un film malinconico, anzi a qualche volta allegri, no? Ma commovente, un bellissimo film. Io lo consiglio, lo potete vedere intanto ma non si è capito meglio, ma poi specie di tutto o perché fa l'abbonamento, a poter vederlo lì anche lì on demand. Lei ti dai un cucca del film, Paolo, soprattutto tu, perché che non viene Beh, sicuramente alle uno dei film di questa edizione dal Farist Film Festival che resterà in te memorie, anche perché non si riguarda, insomma, veduto che le snappe e una robe nestre. Esattamente. Bene, andiamo con il secondo talk di queste ultime puntate per stagione di Teatro Invisibile di Newf, Ryuichi Sakamoto. Queste musiche di Sakamoto erano dal film intitolato Proxima. Torniamo in diretta con Max Deliso. Una notizia che è venuta fuori sempre a ora dal Farist Film Festival è che il film Ip Man numero 4 The Final, firmato come che altri di Wilson Ip, sarà distribuito in Italia dalle Tucker, che è la casa di distribuzione mituda che dal check di Udin. Belle notizie anche queste. Una belle notizie, la Tucker è dovuta distribuire il grandissimo capolavoro Confession, quindi non è la prima volta che capita una roba del genere, e quindi sono veramente contento. No, io sono contento, anche tu Paolo immagini. Ma tu sei un fan dalle serie Ip Man, di queste supereroi hongkongese che fra l'altro ai plus anche a Wong Kar-wai, che è uno dei più grandi registi asiatici. E sei plus a lui e plus anche a te. Non stai più stupido. Tu sei ammesso ridotto dal regista, no? Di Wilson Ip. Hai bevuto con lui le più di un'amicizia, hai capito? Le più di un'amicizia. Bevuto e fumato? No, quindi anche dopo parole per il film Proxima, a Vintravski, che è un film di una regista francese che si chiama Alice Vinocourt, che è stato presentato in anteprima per il 2019 al Toronto International Film Festival, è stato premiato, un film anti-kids, un film di fantascienze, a bonde figo, di più francese, in diretta a Viodilo di queste giovanissime registe, Alice Vinocourt. E come poi un altro film del festival, che a me mi è piaciuto tanto, dopo parole sul momento però, anche sul fatto che un film si chiama The Labyrinth of Cinema, per sé, perché al fevele aveva infevelato i nostri scollegamenti di Sakradi, che regista Nobuhiro Obayashi, che purtroppo è venuto a mangiare recentemente, il 10 di aprile del 2020, e che le presenta con Labyrinth of Cinema a questa edizione.
un regista importante, 82 anni, che è riconosciuto anche di stati importanti come Charles Boston, Kirk Douglas, Catherine Deneuve, perché comunque si spottava in nere a girare che corto, scritti robi, sono regista importante che è venuto a mangiare e che ha portato comunque in concorso questo film. Dopo parole slavi spinduti spenti. E dopo feverin di un cinema, di un film, come ho in questo momento, è il no giapponese, un film che in qualche maniera gli ha toccato il cuore dentro, per me personalmente, probabilmente un indie poi. Si intitola Edward il film, non Edward Mani di Pollice, è un film filippino e non altro, sempre dite, Savin, che i film filippini possono essere o grandi capolavori, per manco la mia idea, o un po' qualche puttanaduta di questo film Edward, che va assolutamente cialato, è di Top Nazareno, che è un montatore in realtà, è un film che era biel, come se ne avesse fotografie, la storia di Keith Fruit, che vive in un ospedale, la che le ricoverato il pari, che sta per morire. È una storia tenera, biele, di biodi proprio. Edward si chiama, il regista Top Nazareno, che fa vedere anche un po' da Filippini, non le robe bieli da Filippini, in un ospedale, cioè non è un ospedale come in altri, c'è un ospedale sporco, un ospedale pieno anche di storie, però pieno di dolore, però è veramente un bellissimo film. Beh, un film fatto di un che si chiama Top Nazareno, insomma, a scugne sei altri strani. Buon tornin a Sakamoto, che sta invece le colonne sonore di un dei ultimi film per quai Sakamoto ha fatto le soundtrack, si tratta di The Revenant. E dopo queste terze selezioni musicali dal maestri Ryuichi Sakamoto, si trattava dalle colonne sonore dal film The Revenant, ultime tocut per le stagioni dal Teatro Invisibile di Max Deliso, veduto che tornerà a settembre queste rubriche sulle frequenze di Radio Onde Furlane. Allora, a digni consigli per le visioni di queste estate, Max, io disaressi intanto che i nostri ascoltatori approfittano del fatto che sono state di lungo si le sale cinematografiche per via dal Covid-19, di approfittare di là di tutti i film che attiati in tali placis, al Viart, via Palestate, in tali placis dei paesi, dai parks, e vendenant, no? In realtà però, sì è vero, tra l'altro io non sai innanzi, dovessi rubarvi parole di Bozzi, Paoli, di chi io ti ringrazio. L'importanza del cinema in questo momento, come di tutto, quindi qualsiasi prodotto al Venfur, che
per esempio no, ho letto il cinema va aiutato, è un tesoro che venduto altri, se vendi difendilo in tutte le maniere. Per te è importante, e mi ricollega anche mo col Film Festival, perché fa vedere anche di argomenti importanti. Vorrei sarà che si è puntato da stato invisibile di Marveliso, che so io, che sono diventato anche papà, fa vedere appunto Sì. di Frus, nel senso che uno degli argomenti che in questa edizione del Film Festival, ma che ultimamente sono importanti, sono riguardo il bullismo. Dus no altri, se la spesso di questi Robinson, se a dire la verità è stata molto fortunata. Ovviamente come Dus no, da mia generazione abbiamo subito qualche atto di violenza, però magari di tristeria dei bandi così proprio grandi. Mi rendi conto però che non è stato fortunato, ma perché tu non arrivi tanto, no? A capire, a recepire, a reagire. E quindi sta che diventa veramente difficile, un problema che poi porta addirittura al suicidio. Questa edizione del Film Festival ha affrontato dei film, questo argomento, ma sono ridotto che dall'ultima giornata, che è un film di un regista attore che l'era dal 2012 che non faceva più nessuna apparizione, Derek Tsang, è un regista cinese che vive a Hong Kong di etnia H, come sempre tutti i plasi, tutti questi robi anche tutti etnici particolari, perché come che li no, differenti europei, anche loro ovviamente andano, che lei, tra l'altro il figlio di un popolarissimo attore di Hong Kong, che è Eric Tsang, è stradi di Bowie, come David Bowie Tsang, che lei è un'attrice e cantante, sempre di etnia H, ovviamente. Lui andava a buttare fuori questo film che è stato censurato, che si chiama Better Days, un film che è stato portato al Festival di Macao, ma è stato un film controverso, perché appunto per 2 volte si sta bloccata la censura e deve di passare alla Berlinale. Le sta data come film che ha serato il Paris Film Festival. È un film bellissimo, anzi chi caso lo consigli, soprattutto per parlare di un argomento importante. L'attrice a riguardo un po', a manco la mia, mi ha ricordato tantissimo su prima nel tempo delle mele, che mi sa velata vonde. Si chiama Zhou Dong-yu, un'attrice veramente bravissima, un'attrice e una frutte, che contro l'attore di queste frutte, che studia e si dà di fa per emanciparsi da povertà, ma ben pesate continuamente da angherini, da anche dei professori. Le storie dure, lunghe, ma diviose. Bene, allora lei ha cirissi tutti i film che ho incitato in queste ultime puntate di Teatro Invisibile. Lei ha visto di tutti i cines, tutti i film che ho chattai in programmazione in tali sale o al Viarte, via palestate. Beh, tu Max Deliso, tu hai un buon cine a Chiasetò con Oscar e Oliver, no? Sì. Però anzi loro dovranno imparare subito al cinema il più presto possibile, come ha fatto il loro papà. A proposito, le preferenze di un dei due, che non sai qual è, dalle ultime foto che hai veduto, sono claris perché là un braccio tirato per aria e il puing strength. E che l'altri? Allora, il carattere di lei è un autonomista. Certo, Un autonomista Furlan? Sì, beh, sicuramente, anzi perché lui, Claris non è più un terronut. Invece lui è proprio biondo, voi celeste, un Furlan di osterie però, con le muse un po' cubiste. Io lo vedo di Baby Beer, in realtà mi ricordo che sono un associo, oltre alle grandissime gioie, c'è anche una grandissima preoccupazione per i team vivinti, ma non come per i team vivinti per il Covid, e anzi il Covid ha tirato fuori il piede probabilmente di chi spopula italiano, perché lui era un po' un autonomista. A me ogni tanto però non mi piace tanto, perché mi piacerebbe un friuli un po' per connettere, perché in realtà no altri, anche il Covid, si sta bravissimo. Perché il Furlan non si era conquistato, il Furlan incazza, bestemme magari, però dice parole famose che ti dici, no? Che sono sempre, tu la sappi per il culo, anzi, queste parole, e ridindi queste parole, ma combini che senso ha avuto un'azione positiva, significa che alle fine, magari dopo 40 bestemmie, no altri. Allora io spero che anche mi si combina di, cosa che vuol dire? Combini da ora un lavoro, ecco, che correvi di anche, e che speri che non altri si influire, come che mi dici queste robe da snappare, in chi stima anche violenza, perché io di anche una politiche brutte e violente che non mi piace per noi, senza creare di partito, ma che anche magistariesi, si fanno stupidità, si fanno propagande, e fanno un discorso razzista, quando abbiamo bocciato un emendamento che sapeva
dagli omosessuali per favorire l'elenco di quintri. Come usano da quintri la libertà di scelte in un paese democratico e lasci i voti, le vergogne, è un insulto alla democrazia. Allora non li fa nessun pipò e il cinema va aiutato perché ogni tanto ha messaggi positivi. E quindi io spero che i miei frutti di vedere in futuro migliore magari perché potessi pensare io in questo momento. E di sicuro il cinema aiuterà a capire il mondo che può invisibile. Beh, Max, mi sa me un gran finale per queste serie radiofoniche. Si torna a ascoltare con le prossime stagioni. Mandi e buona estate a te e alle tue famiglie. Mandi. Grazie Paolo, mandi a te e grazie veramente a Duccio di cui mi siamo seguiti. Grazie. Il teatro invisibile di Max Deliso. Rubriche di Cine e Televisione.